insomma quello che conta non è quello che ha pensato l'artista, ma quello che la società riesce a pensare di fronte a una proposta. Una lezione sulla scultura contemporanea per gli studenti dell'Accademia Belle Arti di Agrigento con un docente d'eccezione. Il maestro è professore Filippo Scimeca, docente emerito dell'Accademia di Brera. Il maestro Scimeca ha donato all'Accademia una sua opera e sarà lui stesso a restaurarla durante una serie di incontri con gli allievi e i docenti dell'Università Agrigentina. Ecco come Scimeca ha spiegato cos'è per lui un'opera d'arte. Un enigma perché crei smuova i cervelli a poter pensare a un possibile significato. Praticamente è un po' la base della mia arte, evitare di fare la mela che diventi uguale per tutti, ma proporre l'enigma che possa portare la società a pensare e che ognuno possa dare dei significati. Degli appuntamenti che arricchiscono il bagaglio di esperienza per gli alunni dell'Accademia Belle Arti Michelangelo, che vengono continuamente stimolati dal loro direttore Alfredo Prado su iniziative che li rende attori fattivi e partecipi del loro percorso accademico, ma anche della vita sociale attorno a loro e al di fuori delle mura scolastiche. Oggi è una bellissima giornata e l'Accademia ospita uno dei più grandi artisti, scultori contemporanei, ex insegnante dell'Accademia di Brera.